Si gioca questa sera la 14ª giornata, la prima del girone di ritorno, Giulio, e si gioca a Forte dei Marmi Breganze, una gara che all'andata finì 10-0, ma stasera sarà storia diversa perché c'è squadra diversa. Sicuramente. In profondità c'è Ambrosio, è messo giù, assegna il blu. Ambrosio contro Verona, poi non riesce a... tanto se n'è andato, un minuto di superiorità. Compagno che si allarga, il tiro, Compagno! Gioca Agostini per la formazione, ma se la porta via Ambrosio, lo squalo morte, 2-0. Era all'indietro per Galbas, missile di Galbas, deviazione e gol, ancora lo squalo rosso-blu, Federico Ambrosio ha postato sul secondo palo e la tocca quel tanto che basta per togliere di causa Verona. 3-0 di Pignazar su Tataranni, sfera riconquistata di Pignazar, è Cisco che la serve a Torner, per Cisco che fa tutto bene, molto più che bene. Cisco siede Verona e fa il 4-0. Poi Gil e poi Cinquini, la serie è per Gil a tu per tu con signori, torna Natale, regalo spettacolare di Sua Maestà Pedro Gil, se ne va Cinquini, il fallo dice l'arbitro è da cartellino blu. Breganze per accorciare, però Riccardo Gnata la fa da padrone dal Santo, Cocco, poi la serie intercettata da Torner che se ne va, Torner poi non arriva il blu anche a Torner, Posito contro Riccardo Gnata, fa tutto da solo Posito. Persiste Ambrosio nell'attacco, poi la serve a Cinquini, poi eccolo là, movimento di Cinquini spettacolare a portar via l'uomo. Ambrosio che morde secco Verona, la porta avanti Torner, la mette al centro, Cinquini, 7-0. Gil, Torner al centro, Chicco Rossi, eccolo là, Chiccos, 8-0. Intanto encomiabili i tifosi del Breganze che sono arrivati praticamente negli ultimissimi minuti prima dell'inizio della partita e non si sono mai. Intanto c'è un tiro diretto in favore del Forte dei Marmi. Vediamo Ambrosio, questa volta Verona gli dice di no, lo para. Di Pignazar deve uscire, lo fa in questo momento dalla zona buia. Ambrosio ancora per Torner, il gol in uscita da dietro porta. Anche questa è una di quelle reti che si studiano in allenamento, lo rivediamo. Comunque uno che riesce a viaggiare. Adesso c'è il tiro diretto ancora in favore del Forte dei Marmi, tanto Compagno l'appoggia morbida e fa 10-0. La sfera è riconquistata da Compagno che la serve al... il gol di Compagno, la filtrante per Ambrosio, la gira a Cinquini, schizza sulla sponda dall'altra parte Compagno. Gil la martellata, questa volta Verona riesce a fermare ma la sfera rimane lì, poi ci prova e Gil la mette dentro dopo un palla e rimpallo. La 12ª rete porta la firma di Pedro Gil che recupera ancora molto bravo la pallina a metà pista, bella la girata. Finisce a terra Gil e c'è il cartellino blu per Posito.
Tanto vediamo Crudeli che richiama all'ordine il suo giocatore, ci prova con un tiro accompagnato diretto Gil, poi una martellata sempre di Gil, ma ancora Verona. Torner che poi la va a piazzare molto bene, finta la martellata e l'accompagna sul palo lontano, lo rivediamo perché è un gran bel gol. Adesso Cinquini, servito magistralmente da Torner, che poi dopo il Fortename avesse una particolare facilità nell'andare a rete contro il Breganze, lo si era visto anche nella prima partita di campionato, in cui pur anche in quella circostanza, intanto ecco Ambrosio è rientrato apposta per il 15° gol. Al centro per Rossi, ancora un'ottima giocata di Gil e il gol di Rossi. Ancora Verona a dirgli di no, la sfera dall'altra parte, c'è adesso il blu per Gil. Dunque l'esperienza di Cocco contro la freschezza di Mattia Tahiti, porta sfera a Cocco e Tahiti gliela ferma, 11 secondi alla fine e Cocco si arrende regalando sfera ad Ambrosio. Tra gli applausi del Palasport di Forte dei Marmi finisce 16-0